sorrisi che illuminano il cielo, tacchi che Buongiorno amici di Ferro Team, anzi ormai buonasera! Buonasera dalla vostra Giulia Orbinati, che questa sera si trova al ristorante Al Lago a Solesino e come potete vedere ho un bel tappeto rosso ai miei lati. Ma perché mi trovo qui? Perché qui si disputerà l'ultima selezione valida per Miss Una Ragazza per il Cinema e va detto, questa sera abbiamo veramente tantissime ragazze, ma non avremo solamente Miss Una Ragazza per il Cinema, perché avremo anche Non Sono Miss con le nostre lady e le nostre over. Quindi questa sera saremo veramente ricchi di ragazze e di lady in questa nostra passerella. Questa sera io avrò anche l'onore di fare da giudice, quindi attenzione, perché quando c'è Giulia in giuria tutti piangono, ma cercherò di essere ovviamente buona, lo prometto, o almeno ci proverò. Detto questo, amici di Ferro Team, come potete vedere il sole sta tramontando. Questo vuol dire solo ed esclusivamente una cosa: a breve avrà inizio la nostra tappa. Ma io, dato che vedo che quatto zitto zitto mi passa a fianco una certa persona, io quasi quasi adesso me lo agguanto, dato che comunque siamo alla fine, e lo faccio un pochino avvicinare. Eccolo qui, il nostro uomo di bianco vestito. Bianco bellissimo, vestito. Perfettamente in pandan con la location. Sì, abbastanza. Abbastanza in pandan. Tappettino rosso, però il resto tutto bianco. Per il resto tutto bianco, tappeto rosso iconico. Comunque fa red carpet da cinema per Miss Una Ragazza per il Cinema. Esatto. Quindi ci sta tutto. Questa sera siamo alla fine, possiamo dire, delle tappe. Sì. Le abbiamo ufficialmente concluse. E poi a breve ci sarà anche la finale regionale, appunto. Sì, tra 2 domeniche sempre qui ci sarà la finale regionale di Una Ragazza per il Cinema e poi si spicca il volo per E poi Taormina. tutti in aereo, tutti in aereo e partiamo. Compreso Mario. Magari io, guardate, sarei più che d'accordo. Se c'è qualche sponsor che ci vuole appoggiare in questa cosa, va anche GD Ferro Team. Questa sera abbiamo tante ragazze per Miss Una Ragazza per il Cinema, abbiamo anche le lady per Non Sono Miss. Sì, esatto. Quindi abbiamo doppio concorso questa sera Doppio concorso. e si farà anche doppia finale. La finale di Non Solo Miss sarà a agosto. Sarà ad agosto, quindi quella sarà un po' posticipata. Esatto, sì, Ricordiamo, la finale invece di Una Ragazza per il Cinema verrà fatta prima, appunto perché le ragazze devono anche avere il tempo di prenotarsi l'aereo, quindi sono tutte cose molto logistiche che bisogna organizzare. Più che altro devono avere anche il tempo per prepararsi la prova talento. Se Quello ricordi, sì. abbiamo una prova talento da fare. Io me la ricordo la prova talento, ragazzi, ve lo dico, è bellissima come esperienza, però la prova talento comunque ti mette sempre un po' d'ansia, perché le persone che sono là a giudicare sono realmente persone dello spettacolo, quindi c'è un'asticella veramente molto alta a questo tipo Se di ricordi, finali. c'è un personaggio molto importante Sì, che giudica c'è il nostro Garrison, Esatto. assolutamente, che io mi porto nel cuore, colui che mi ha insegnato tutte le chicche migliori che so per sfilare, è un uomo meraviglioso, anzi lo salutiamo se Ciao, ci sta Gary. guardando, e io ti ringrazio ancora per tutto ciò che mi hai insegnato all'epoca. Ma io direi che liberiamo questo tappeto rosso, perché direi che è arrivato anche il momento di iniziare la Sì, tappa, fra che poco- dici? Fra poco, se vieni in giuria, iniziamo. Allora io, ragazzi, mi dice, cioè, vi devo lasciare, vado in giuria e ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Ciao! Benvenuto alla presentazione del concorso nazionale Una Ragazza per il Cinema. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa serata di selezione regionale di Una Ragazza del Cinema, concorso giunto ormai al suo 37esimo anno di vita in ambito nazionale, che oramai non ha nemmeno più bisogno di presentazioni, del quale Max Eventi è esclusivista regionale per Veneto e Trentino Alto Adige, e di Non Solo Miss, altrettanto conosciuto concorso di Max Eventi dedicato a tutte le donne a partire dai 27 anni.
E da questa meravigliosa cornice che è il lago di Solesino passo subito a presentarvi la giuria. Datemi un attimo di tempo perché devo fare il giro della piscina e non riesco ancora a volare, anche se magari mi ci butterei anche dentro volentieri un pochino, però faccio la brava, faccio il giro. Buonasera anche al nostro Federico Bolzon, il nostro fotografo, e al nostro Mario Bonesi che è di là con la telecamera. La nostra giuria questa sera è composta da Armando Fogo, imprenditore di Este, buonasera Armando e benvenuto. Ornella Pozzer, impiegata di Schio, buonasera Ornella e benvenuta. Mariangela Dal Santo, insegnante di Schio, benvenuta anche a te Mariangela. E Giulia Urbinati, che ama definirsi mamma a tempo pieno, e benvenuta anche a Giulia. Io direi di fare un applauso alla nostra giuria perché, come amo ricordare sempre, non è mai facile giudicare queste miss che comunque si mettono in gioco, sfilano, è una cosa sempre un po' complicata, quindi vi auguro un buon lavoro. Noi andiamo avanti con la serata e adesso direi di iniziare e di entrare proprio nel vivo con la sfilata delle nostre miss. Tra l'altro questa sera fra le nostre miss che sfilano abbiamo anche mamme e figlie, ma naturalmente non vi svelerò per adesso ancora chi sono. Allora io direi di cominciare subito e iniziamo con la prima sfilata in versione elegante e cominciamo con la numero 1 di Una ragazza per il cinema. Nel cuore della notte brilli come una fiamma, con il tuo sguardo ardente accendi ogni dramma. Ogni passo che fai lascia un segno di fuoco. Salve, buonasera, sono Viola, vengo da Padova, precisamente a Mastanzaro, ho 19 anni e faccio la maestra di ballo. Come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo. Un altro punto e ammiriamo questa bellissima serata. Vi voglio ricordare che gli abiti eleganti sono di Alina Style. Sei la scintilla che illumina la strada. Ogni tuo sorriso è una fiamma che non svanisce. Con la forza di un vulcano che esplode, nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai. Come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore. Ogni momento con te è un attimo d'ardore. Sei la scintilla che illumina la strada. Ogni tuo sorriso è una fiamma che non svanisce. Con la forza di un vulcano che esplode, nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia Ciuchettino, ho 16 anni, vivo a Vescovana in provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa che frequenterà il terzo anno del liceo scientifico Paleocca di Rovigo e nella vita faccio anche pattinaggio artistico a livello agonistico e inoltre mi piacerebbe diventare una modella. Grazie, buona serata. Sei la scintilla che illumina la strada. Ogni tuo sorriso è una fiamma che non svanisce. Con la forza di un vulcano che esplode, nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai. Come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore. Ogni
tuo sorriso è una fiamma che non svanisce. Con la forza di un vulcano che esplode, nel tuo abbraccio ogni cuore si scalda e si emoziona. Tra mille fiamme, tu sei la regina. Nel tuo abbraccio ogni anima trova la sua energia divina. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo Buonasera, sono Lucrezia Costanza Marino, ho 16 anni, faccio le superiori in indirizzo economico, però desidero tanto diventare un'attrice. Buona serata. Nella luce del mattino sorge un nuovo giorno, donne forti e coraggiose che affrontano il mondo con sorrisi che brillano e cuori pieni d'amore, rendono il nostro mondo un posto migliore. Oh donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh donne valorose, siete il nostro faro, in ogni vostra lotta troviamo il nostro cammino. Buonasera a tutti, mi chiamo Noemi Giuliano, ho 15 anni, vengo da Marghera, in provincia di Venezia, e sono una studentessa di scienze umane. Le mie più grandi passioni sono il ballo e il cinema. Speranza che ci spinge con passi decisi e mani sempre pronte, portate avanti il mondo con amore e confronte. Oh donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh donne valorose, siete il nostro faro, in ogni vostra lotta troviamo il nostro cammino. In ogni sorriso, in ogni sguardo c'è una storia di coraggio, una forza che non tarda. Celebrate ogni giorno il vostro splendido essere, perché il mondo senza voi. Buonasera a tutti, sono Giada Giacomella, vengo da Ville Sense. Ho 19 anni, un soccorritore e mi piacerebbe diventare un video del fuoco. La notte brilla per te, luci accese su un gran sogno, serena danza nel vento, il suo cuore batte a ritmo. Baila, baila sotto le stelle, fuoco e passione, che meraviglia, gira, gira nel cielo dorato, sei il sole che illumina il mondo incantato. Le chitarre cantano forte, palma sbattono nel cuore, ogni passo un'emozione,
Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica Scottone, vengo da San Donà di Piave, ho 21 anni. Attualmente lavoro come impiegata amministrativa e nel tempo libero amo fare animazione alle feste del compleanno dei bimbi e correre, andare a correre. Nel tuo sorriso, felice anniversario Serena. Serena. Le chitarre cantano forte, palma sbattono nel cuore, ogni passo un'emozione, Serena sei pura vibrazione. Baila, baila senza paura, questo momento durerà per sempre, l'amore danza nel tuo sorriso, felice anniversario Serena. E continuiamo adesso la sfilata in elegante passando alle nostre non solo Miss e cominciamo con la numero 1. Buonasera a tutti, sono Anna Satto, ho 43 anni, vengo da Vescovana, sono una parrucchiera. Nel tempo libero mi piace sfilare. Buonasera. Shining bright, dealing cards of love, playing it right. You think you know me, see behind my eyes, but my poker face keeps it all inside. I play it cool, I play it smooth, keep my bets high, never lose. You can chase, you can call, but darling you won't see me fall. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold as ice. Hold your breath, make your move, but I won't break, I refuse. Numero 2. This plan, every word is sweet, but behind the mask can't admit defeat. You try to read me, cracking through the shade, but I hold the cards, this is how I'm made. I play it cool, I play it smooth, keep my bets. Buonasera a tutti, sono Valentina, ho 38 anni, vengo da Morselice, sono responsabile amministrativa di quattro società e mi sto, aumentando la mia cultura in diventare amministratore condominiale. Il mio hobby è la danza del ventre. But I won't break, I refuse. Roll the dice, take your chance, but I'm dancing through this trance. No emotions, no regret, you ain't won this bet just yet. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold as ice. Hold your breath, make your move, but I won't break, I refuse. Roll the dice, take your chance, but I'm dancing through this trance. No emotions, no regret, you ain't won this bet just yet. Bluffing hearts, spinning dice, love's a gamble cold as ice. Hold your breath,
Buonasera a tutti, mi chiamo Rosetto Erika, nella vita faccio la commessa e la mia passione è per il ballo. Luci accese sulla passerella, catturando ogni stella. Moda, stile, pura magia, ogni passo una sinfonia. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Tessuti che fluttuano nell'aria, colori vivi. Numero 4. Ogni sguardo, ogni movimento è un momento di puro incanto. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Senti il battito, seguilo, ogni battuta ci guida. Moda. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Vergato, sono direttore dell'RSA E i miei hobby sono la lettura, la musica classica e amo i balli caraibici. Grazie. Con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Moda, ritmo inarrestabile, ogni passo indimenticabile. Siamo stelle, siamo il futuro. In questa sfilata tutto è puro. Siamo qui che fluttua nell'aria, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, vengo da San Donà di Piave, ho 52 anni e sono mamma di 3 bellissimi figli. Una l'avete vista sfilare prima con le Miss. Chiedo scusa perché non voleva che lo dicesse, però io ci tenevo. Nella vita mi piace andare al mare, in moto, e ogni tanto vado a correre con lei. Grazie. In questa sfilata tutto è puro. Siamo qui che fluttua nell'aria, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. E queste prime 5 non solo Miss che avete visto, lo dico per la giuria, fanno parte della categoria Silver. Passiamo ora alla categoria Gold con la numero
6. Hai lasciato il tuo profumo sulle lenzuola, come una fiamma che non vuole spegnersi. Ci siamo detti troppe verità in una sola volta, ed ora i muri urlano il tuo nome, anche se dormi via da qui. E ti sento nei silenzi che mi tremano addosso. Buonasera a tutti, sono Raffaella Ballerini, ho 59 anni, vengo da Chioggia, provincia di Venezia. Ho un'autoscuola, sono titolare e se ho tempo libero, qualche volta, mi piace dipingere, disegnare e fare le sfilate. Buona serata a tutti. Brucia ancora questa storia mai finita, sei la cicatrice viva che non voglio cancellare. Ogni notte ti riscrivo in controluce, con le dita sporche di malinconia. Tu sei il graffio sul mio disco preferito, la mia rabbia più dolce, la mia luce nella via. E ti sento nei battiti che non trovano pace, nei respiri che si spezzano a metà. Brucia ancora come un tuono senza pioggia, come un'onda che ritorna e mi affoga senza scuse. Brucia ancora questa storia mai finita, sei la cicatrice viva che non voglio cancellare. Non siamo stati un errore, ma una scintilla che ha urlato amore. Anche adesso che è finita, sei l'unica cosa che mi fa sentire viva. Brucia ancora, nonostante tutto il tempo, nonostante ogni Buonasera a tutti, sono Diana Barriero, ho 57 anni, sono di Piazzolla sul 30 e sono una libera professionista. Buonasera. sei il fuoco del mio inverno. Camminiamo tra città che non dormono, tra semafori rossi e sogni in corsa. Ma con te accanto è tutto chiaro, non mi serve più nessuna scusa. Siamo tempesta e riparo, la pioggia e il cielo sereno. Il mondo gira ma io lo affronto, se stringi la mia mano. Con te sto bene, anche quando cade il mondo. Ballo nel caos ma dentro sono al sicuro. Tra mille voci, la tua è la mia canzone. Sei la luce nel rumore, la mia direzione. Abbiamo corso tra i forse e gli imprevisti, saltato i giorni grigi come fossimo artisti. Ogni ferita adesso è un segno che mi ricorda quanto è vero la mia direzione. Approfitto per salutare anche Fabrizio, il titolare di questo splendido locale che ci ospita stasera e con cui avremo modo poi di parlare più tardi. Per far pace con la vita. Buonasera, mi chiamo Patrizia Roscia, vengo dalla Svezia, sono un tecnico informatico e ho un mio interesse, danza del ventre, recitazione, scrivo racconti, interior design e tutto quello che un po' mi viene in mente. Grazie. Sei la luce nel rumore, la mia direzione. E se il tempo
e poi via a ballare. Con te sto bene anche quando tutto cambia. Sei rifugio dentro una tempesta strana. E se il mondo si ferma un secondo, io ti dico va bene, tanto io con te sto bene. Numero 9. Buonasera a tutti, sono Cristina Celisara, arrivo da Vicenza e ho 57 anni, nella vita faccio l'impiegata. Grazie. Ti cerco dentro il vento, tra mille voci, scrivo il tuo nome sulla pioggia ma non lo tocchi. I passi si perdono sulla strada, se mi guardi io non cado. Giura che mi ascolti anche nel silenzio, che sei luce dentro questo tempo spento. Dimmi che ci sei, che non è solo un sogno, che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo. Camminiamo senza fiato dentro un battito, cerco nei tuoi occhi l'eco di un brivido. Se scappi io resto, se torni io vivo, non lasciarmi un cuore vuoto è un destino. Giura che mi ascolti anche nel silenzio. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonella, ho 58 anni. Baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo. Senza fiato dentro un battito, cerco nei tuoi occhi l'eco di un brivido. Se scappi io resto, se torni io vivo, non lasciarmi un cuore vuoto è un destino. Giura che mi ascolti anche nel silenzio, che sei luce dentro questo tempo spento. Dimmi che ci sei, che non è sogno, che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo. Tra le luci della città, persi dentro una dia di realtà. Se mi chiami io sarò lì, tu prometti io resto qui. Dimmi che ci sei, che non è solo un sogno, che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Baci rubati. Buonasera a tutti, mi chiamo Monica, abito a Francoveneto, ho 56 anni e mi piace molto cucinare e ricevere ospiti a casa. Buona serata. Sei la luce del mattino, il profumo del caffè, una melodia che suona nel mio cuore ogni giorno. Con un sorriso dolce cambi il mondo attorno a te.
Sei il sogno che non sapevo di voler vivere così. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce, bellissima, unica nel mondo. Il mio cuore è tu. Ogni tuo gesto è un incanto che non smette mai. Il tuo E abbiamo visto tutte le nostre Miss nella loro prima uscita in abiti eleganti. Gli abiti di questa sera sono di Alina Style di Solesino e io vorrei Alina proprio qui con me in passerella. Vediamo se arriva. Eccola che sta arrivando, la cogliamo con un applauso? Alina, ti facciamo fare una passerella stasera. dolce, bellissima, unica nel mondo. Brava, l'hai fatta da sola. Allora, dicevamo, lei è Alina, di Alina Style, ed è merito suo se le nostre Miss questa sera, già bellissime di loro, sono riuscite a risplendere ancora di più. Io so che lei non ama molto parlare, quindi vi dico io che il suo negozio è Maxton, Alina Style, è qui a Solesino, a pochi passi in realtà da qui. Io vi consiglio di fare un giretto perché oltre a questi bellissimi abiti eleganti potrete trovare anche abiti da giorno, abiti da ufficio, abiti più sportivi, t-shirt e altro. Naturalmente anche l'abito che indosso io è rigorosamente Alina Style. Alina, ti costringo a fare un'altra passerella da sola? No, da sola non vuoi farlo? Chiamiamo Fabrizio a accompagnarla, dai, guardalo che non aspettava altro. Nel mio cuore ogni giorno Fai il cavaliere e accompagnala tu fuori. cambi il mondo attorno a te. Eccoli qua, fatevi la vostra passerella. Fabrizio, titolare di questo splendido locale che ci ospita stasera. Quindi io direi facciamo un applauso a loro due che fra l'altro stanno facendo un bel passaggio davanti alla giuria, però giuria non votateli. Finché loro si congedano io vorrei approfittare per fare due chiacchiere perché vedo che stasera qui con noi tra i nostri ospiti abbiamo, adesso lo prendo di sorpresa, ma il sindaco di Solesino. Mi guarda male perché l'ho preso proprio, ma l'ho visto adesso, il nostro Elvi Bentani. Dai Elvi, vieni un attimo qua con me anche se è sorpresa. Dai, accogliamolo con un applauso. Non mi uccidere se ti ho preso così di sorpresa, eh? Allora, vuoi dirci due parole di questa serata? Innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere ospitare una ragazza per il cinema, l'ennesima volta nel paese di Solesino, e soprattutto ospitarvi questa bellissima location che dà lustro non solo a Fabrizio ma all'intera comunità. Poi che dire, grazie naturalmente a, come l'hai appena avuta qui ospite, a chi ti fornisce gli abiti, che ringrazio oltre che per il fatto che dà l'abbigliamento anche per questa sfilata, per cui vi sponsorizza, ma anche per aver scelto Solesino per aprire la sua attività, per cui un motivo di orgoglio, un motivo di soddisfazione che abbia deciso di investire e creare posti di lavoro e comunque dare un'opportunità di scelta nell'abbigliamento alle famiglie del nostro paese ma anche di un intero territorio. E complimenti a voi per quello che è stato portato avanti da tanti anni e per dare soddisfazione anche alle ragazze. Alle ragazze mi sento anche di dire due parole, ovvero di mantenere sempre la determinazione, il coraggio, di inseguire sempre i loro sogni.
e sempre tutto mettendoci il cuore, perché chi ci mette il cuore fa sempre la differenza. Per cui concludo appunto augurando ad ognuna di loro di poter realizzare i sogni che portano appunto all'interno del loro cuore, veramente. Poi un grazie anche a tutti gli ospiti, a tutte le persone presenti, che senza di loro la serata non sarebbe così speciale. Per cui grazie a tutti voi, a chi ci ospita, a Max che è qui, che ci sta raggiungendo vicino al microfono. Va meglio questo. Grazie che mi sostituisce anche il microfono, per cui, ma grazie soprattutto per quello che fa per voi, ma soprattutto per dare un'opportunità di crescita alle ragazze che appunto decidono di partecipare a questi concorsi, che sembra facile ma non è così, perché sfilare davanti a delle persone, metterci appunto il proprio volto e accettare il giudizio degli altri non è da tutti, per cui già il fatto che si sottopongono al loro giudizio è comunque una vittoria di carattere, di crescita personale, che sicuramente darà motivo di sviluppo e di poter raggiungere gli obiettivi che puntano e che portano, risottolineo ancora, che portano nel loro cuore, perché toccare questo aspetto è sempre motivo di soddisfazione per voi, penso che organizzate, ma soprattutto per le ragazze e le loro famiglie che sicuramente sono qui presenti, per cui complimenti anche alla mamma e papà di queste meravigliose ragazze. Buonasera e buon divertimento ancora a tutti. E grazie al nostro Elvi, grazie ancora, però io ti congedo alla passerella, ma naturalmente rimani qui a goderti lo spettacolo con noi. Adesso io direi di passare alla sfilata casual. Iniziamo con una ragazza per il cinema e iniziamo con la numero 1, Aurora Vio. E proseguiamo con la numero 2, Fede Cecchettini. Numero 3, Lucrezia Costanza Marino.
sono Noemi di Viggiano. Numero 5, Giada Giacomella. Numero 6, Veronica Scotton. Continuiamo con le nostre non solo Miss e con la numero 1, Andra Sarto, categoria Silver.
Valentina Grigio, categoria Silver. Numero 3, Erika Fusetto, categoria Silver. Numero 4, Elisabetta Barbato, categoria Silver. Numero 5, Chiara Saccomanni, categoria Silver.
6 Raffaella Ballarin, categoria Gold. Numero 7 Diana Guerriero, categoria Gold. Numero 8 Patrizia Rocha, categoria Gold. Numero 9 Cristina Cerisara, categoria Gold.
Numero 10, Antonella Bianco, categoria Gold. Numero 11, Marica Toffano, categoria Gold. Così abbiamo appena finito di ammirare tutte le nostre Miss in versione casual. A questo punto io direi di farvi ammirare le nostre Miss nella canonica sfilata in costume e comincerei sempre con una ragazza per il cinema e con la numero 1.
cominciamo adesso con le nostre non solo Miss e cominciamo con la numero 1.
6, categoria Gold.
E abbiamo visto tutte le nostre miss sfilare anche in costume, ma adesso vorrei farvele rivedere tutte insieme in un'unica passerella. Venite ragazze! Quanto sono belle tutte queste ragazze, una più bella dell'altra, una più sorridente dell'altra, e non è sempre tanto facile perché, come diceva prima il nostro caro Elvi, giustamente non è facile mettersi in passerella e sfilare così e sottoporsi al giudizio delle persone. Io ricordo che queste ragazze queste belle donne sono state tutte vestite questa sera da Alina, di Alina Style. Alina, sei qui intorno? Sei da qualche parte che non ti vedo? Vieni qua! Eccola qua l'artefice di cotanta bellezza, sono belle già loro. Tu le hai rese ancora più belle, Grazie tesoro. Allora ragazze, io direi, fate la vostra passerella finale, tu vieni qui con me, prendi per mano la nostra Alina, date il via voi al biscione finale, forza, e portate via tutte le nostre miss. Come dicevo, la nostra giuria si è già ritirata per andare a fare tutti i conteggi della serata, così poi potremo incoronare le nostre vincitrici. È stata dura ragazzi? Molto? Adesso passiamo alle premiazioni. Prima di tutto chiamerei di nuovo qui in passerella tutte le nostre miss insieme. Venite ragazze, accogliamole con un applauso, perché hanno sudato anche loro a stare lì a aspettare il verdetto della giuria, non è mica facile neanche per loro, Innanzitutto vorrei qui la passerella Max di Max Eventi, eccolo qua, e prendi l'applauso di tutte le nostre miss. Poi tu dici che Fabrizio sia libero, hai tenuto libero Fabrizio? Eccolo là, stavolta era lì pronto che aspettava, non stava facendo le pizze, non stava pelando le patate. E qua tutto per noi. Allora, quindi comincerei intanto ringraziando Fabrizio che ci ospita sempre in questa location, posso dire fiabesca? Meravigliosa? No, meravigliosa ci sta tutta. No, meravigliosa. Adesso tanto il microfono io non puoi parlare, decido io. Poi voglio ringraziare anche tutte queste splendide miss per la loro presenza, perché come dico sempre non è facile sfilare davanti a tante persone, sottoporsi anche a un giudizio di una giuria, quindi ragazze, con tutto il cuore, per me
e naturalmente anche per Max Eventi. Il mio microfono non funziona? Sì, funziona. Vi dico che per il solo fatto di essere qui e di avere sfilato, per me avete vinto tutte. Ma voglio ringraziare ancora una volta, come dicevo, oltre a Fabrizio anche il Lago, naturalmente tutto il tuo che si adopera perché la serata riesca perfettamente, a partire da Fabiola che ti aiuta a organizzare tutto e so che non vuole venire qui, quindi la ringraziamo così. Vorrei ringraziare anche i giurati perché è stato un impegno non da poco decidere, quindi prendetevi anche l'applauso di tutte le miss. Questa sera, fra tutte le nostre miss, c'erano anche due coppie, chiamiamo coppie, mamma e figlia, che sfilavano, e adesso che la giuria ha votato e quindi non vado a influenzare nessuno, vi dico anche chi erano. Erano Febe con la mamma. Febe è qua, fai un passo avanti così ti fai vedere, eccola qua, Febe con la mamma Ambra, loro sono mamma e figlia, e anche Veronica, dov'è? Eccola là, con Chiara, eccole qua, anche loro sono mamma e figlia. È bello però sfilare insieme, no? Una soddisfazione. Guarda qua, sembrano 4 sorelle. Va bene, dai, vi faccio tornare ai vostri posti. Max Eventi, vuoi dire qualcosa? È tardi. No, voglio solo dire, come presto che fa. È sempre, non ho parole per te, quindi sai come la penso nei confronti. Grazie a tutti, grazie come sempre alle ragazze che hanno lo show. Come sempre grazie a tutti i genitori che mi danno la possibilità di fare questo concorso. Senza di loro, senza i genitori, io non potrei fare nulla. Quindi grazie ai genitori, grazie ai presenti, grazie alle ragazze ancora, grazie a Fabrizio, grazie a Mario, grazie a Fabrizio. Grazie a tutti. Tutto qua. Sara, scusami Sara. Grazie a te, grazie a Francesca, grazie al sindaco che stasera ci ha fatto il piacere di essere qui. Basta. Io voglio fare anche un ringraziamento speciale a Francesca e a Loretta. Francesca è lì che non ci vuole far vedere. Dai, fai un passo avanti, forza! E a Loretta che non so dov'è, che si sono occupate di gestire egregiamente il backstage, gestendo le ragazze, i tempi di uscita e tutto quanto. Brave. Cominciamo adesso, io direi, con premiazioni. Io mi tolgo un attimino dal centro della passerella, tanto lascio voi. No, tu dove vai? State qua voi due. Mi sposto perché sennò le ragazze vedono quello che ho scritto. Allora, cominciamo con il premiare le nostre non solo miss, e cominciamo dalla fascia non solo miss spettacolo, e non dico qui con me ma in passerella vorrei Ornella a premiare. Eccola qua. Allora, pronta Ornella? Nata pronta. Allora, la nostra non solo miss spettacolo categoria silver, perché vi ricordo che adesso stiamo premiando la categoria silver, e chiedo scusa a voi perché vi sto dando alle spalle ma non so più dove mettermi. La nostra non solo miss spettacolo categoria silver è la numero 2, Valentina Grigio. E brava Valentina, mettiamo la fascia. Il tuo fiore.
a premiare non solo Miss Portamento, sempre categoria Silver, e premia Mariangela, il nostro Armando che intanto si presta a tenere tutte le facce in più. Prego Mariangela, vai. Prontissima anche Mariangela a premiare, eccola lì. Allora, la nostra non solo Miss Portamento Silver questa sera è la numero 4, Elisabetta Barbato. E andiamo avanti a premiare la nostra non solo Miss al Lago categoria Silver. A premiare vorrei la Fabrizio, Max e Giulia. La nostra non solo Miss al Lago categoria Silver è la numero, e qua ci vuole però, quasi quasi la faccio soffrire un altro po'. Aspetta, devi dire qualcosa? Devo dire una cosa, vi ho fatto entrare 2 volte semplicemente perché c'erano parecchie parità, quindi la giuria era molto sulla vincita della ragazza, sia che una ragazza per il cinema. Nostra non solo Miss al Lago categoria Silver è la numero 5, Chiara Sacomandi. Ora che il silenzio veste le mie sere e che il tuo nome è solo un eco altrove, cammino piano dentro i giorni vuoti, dove la tua voce è vento fra i pensieri. Ma l'eco dei tuoi passi è qui con me, non smette mai di battermi nel petto come una melodia che... Per premiare sempre le nostre non solo Miss categoria, questa volta Gold. Cominciamo con non solo Miss spettacolo categoria Gold. A premiare vorrei Mariangela. Patrizia! E l'eco dei tuoi passi è qui con me, mi attraversa dolce come pioggia lenta, in ogni strada, in ogni notte spenta, sei la voce che non mente. Continuiamo con solo Miss Sorriso. A premiare chiamiamo in passerella Armando. La nostra non solo Miss Sorriso categoria Gold questa sera è la numero... Ora che non ho più te davvero, l'eco tuo diventa il mio sentiero. E andiamo con la nostra non solo Miss al Lago categoria Gold. A premiare
Ancora Giulia, Max e Fabrizio. Quanti? La nostra non solo Miss al Lago, categoria Gold, è la numero... Ombre sulla pelle, Non sento niente. La numero 9, Cristina Cerisara. under the sky that breathes. Two smiles light up the evening like beacons in the silence. They illuminate every sense. You, sweet muses of my heart, a ray of sunshine in every shade. Under the stars, you dance so gently. You are the poetry the wind longs to write. In the reflection. Continuiamo con le premiazioni e passiamo a una ragazza per il cinema. Cominciamo con la fascia ragazza per il cinema portamento. A premiare Armando. Anche Armando è nato pronto, sempre pronto, no? Ci mancherebbe altro. Allora, la ragazza per il cinema portamento è la numero 3, Lucrezia Marino. E complimenti anche a Lucrezia. In un'isola di sogni e stelle lontane. Continuiamo con ragazza per il cinema talento. A premiare vorrei Ornella. Con ali di luce, un sorriso divino. Vola, vola. Nostra ragazza per il cinema talento questa sera è la numero Peter Pan e la sua ragazza in un amore che il tempo non sbiadisce. ragazza per il cinema talento questa sera è la numero 4, Noemi Di Vigiano. Di fantasia, tra sirene e pirati, avventure da vivere, ogni istante una meraviglia da scoprire. Vola, vola verso l'infinito, in un mondo magico e mai proibito. E andiamo a incoronare possiamo dire la reginetta di questa sera, la ragazza del cinema al Lago, a premiare Giulia, Max e Fabrizio. Anche quando il mondo sembra buio e La ragazza per il cinema al Lago sempre con un solo è la numero felice. Volano al di là di ogni confine. ragazza per il cinema al Lago è la numero 6, Veronica Scotton. Sotto il cielo, noi due vicini, tra sospiri e parole, i nostri destini, la tua voce che sussurra dolci melodie, mi fa sentire come in un sogno, un'eterna magia. Tu sei la mia luce, il mio sole, ogni istante con te è un'emozione per sempre, che non svanirà, nel mio cuore resterai la mia realtà. State qua con me, ragazze
stai qua con me, Max, perché vogliamo dire anche un'altra cosa. Allora, le prime 3 ragazze di una ragazza per il cinema, Federico offre uno shooting fotografico. Ecco ti tocca, Bene, questa è l'ultima di una ragazza per il cinema, è l'ultima selezione, domenica 27, la finale regionale sempre qui al lago, di una ragazza sto parlando di una ragazza per il cinema. Vi aspetto tutte, ancora una volta in bocca al gruppo, poi dal 28 si penserà alla finale nazionale. In bocca al lupo a tutte per non solo Miss, la finale mi devo accordare con Fabrizio che è sparito, comunque ci sarà la finale vostra sempre qui al lago e a giorni vi diremo la data. Comunque grazie a tutti ancora e buona serata. Allora io inviterei le ragazze, partendo da lì, dalla nostra numero 1, a fare un'ultima passerella finale, poi invito tutte le fasciate a ritornare qui per le nostre foto di rito, per tutti i nostri canali ufficiali. Bene, passerella tutta per voi ragazze, la passerella verrà fatta anche dalla nostra giuria, dalla nostra Francesca, da Alina, da Sara, e mentre le ragazze fanno la loro passerella finale, io vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento alle prossime serate. Grazie e buonanotte a tutti. Amici di GD Ferro Team, tappa ufficialmente conclusa. Partiamo da Non Solo Miss categoria Gold, che ha vinto questa splendida donna che ho personalmente coroncinato, sono molto orgogliosa, ma adesso presentati pure al nostro pubblico. Buonasera a tutti, sono Cristina Cerisara e vengo da Vicenza e ho 57 anni. Non dimostrati sicuramente. Prima o poi inizieremo a chiedere nelle interviste le carte d'identità. Okay. Nella vita fai? Nella vita faccio l'impiegata, dopo come hobby mi piace fare del giardinaggio, palestra. Ti dirò, giardinaggio è anche uno dei miei hobby preferiti, Sai che io col decespugliatore ho proprio sviluppato un amore molto profondo, molto profondo. Quando una donna scopre quello passa dall'essere un po' venerdì 13, un po' comunque donna di casa, però il marito poi, una volta che una donna sviluppa la passione del giardinaggio, non so quanto è contento che inizia a sviluppare anche la passione per le cose taglienti, quindi sta tutto lì. Obiettivi futuri dopo aver vinto questa fascia? Mi piace sempre fare delle sfilate, magari per qualche negozio così, ecco. Per la finale speriamo di vincere la coroncina nella tua categoria? Se arriva è sempre una bella cosa. La tentiamo. Bene amici di GD Ferro Team, noi ringraziamo tantissimo questa splendida Mora e passiamo alla prossima Non Solo Miss categoria Silver. Grazie. E noi proseguiamo con Non Solo Miss categoria Silver. Abbiamo questa super mamma perché tra poco capirete il perché, ma prima di tutto presentati al nostro pubblico. Ciao, mi chiamo Chiara, ho 52 anni, vengo da San Donà di Piave. Nella vita sono mamma di 3 figli, adoro andare in moto e mi piace il mare. E anche direi super miss in passerella, perché questa sera abbiamo vinto anche una corona, non da poco, va detto. Ogni tanto nel weekend c'è anche questa passione. Poi noi sappiamo, perché Chiara è già stata nel nostro canale in passato, tu hai una casa dove hai un grandissimo giardino e anche possiamo dire una tua piccola fattoria nella quale hai anche cresciuto i tuoi figli. E questo è anche uno dei tuoi più grandi hobby quotidiani, possiamo dirlo. Ma qua adesso ti farò una richiesta che è stata avanzata da quasi tutta la giuria. Come fai ad avere questo fisico, fondamentalmente? Allora, un po' è costituzione, un po' ho fatto 15 anni di atletica a livello agonistico, però quando ero giovane, 14 anni fino ai 30,
e un po' faccio tanto movimento, tanto giardinaggio e tanto lavoro. Quindi questa è una super mamma, perché con 3 figli riuscire comunque a essere così bella, possiamo dire che ci vuole veramente dell'impegno. E ora noi passiamo alla prossima coroncinata e ora capirete un po' di cose. E prima abbiamo intervistato una super mamma, adesso intervistiamo una super figlia, perché questa sera qua da Max Eventi con Miss Una Ragazza per il Cinema e non solo Miss hanno vinto la corona mamma e figlia nella stessa serata. Diciamo che è un avvenimento abbastanza unico. Infatti qui abbiamo la vincitrice di tappa al lago per Miss Una Ragazza per il Cinema, che tu adesso ti dovrai sfidare nella finale regionale per poter vincere una fascia che ti fa accedere alla finale nazionale. Innanzitutto ti presenti al nostro pubblico e poi parliamo un pochino di queste sensazioni. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica, ho 21 anni ed è veramente un piacere aver vinto la corona. Diciamo che dopo molti anni, perché Veronica, per i più affezionati, per quelli che sono iscritti al canale da più tempo, sapranno che Veronica faceva concorsi in passato. Saranno quanti anni? 3, 4 più o meno, 4 anni che Veronica non faceva nessun concorso. Ha insistito la mamma per farla venire stasera, infatti voi non potevate vederlo, ma in spogliatoio c'è stata anche un po' di movimento del io non ci volevo venire, e invece direi che la mamma ha fatto più che bene a farti venire, anche perché tra pochissimo dovrai già sfidarti per la nazionale. Nel caso tu vincessi, sei già pronta a prendere il bigliettario, l'asmino, hai già le app tutte scaricate? Si scaricano. La mamma come la prenderebbe che tu dovessi andare via 7 giorni? Sarebbe contenta. Dalle retrovie non ho sentito quest'urlo di grandissima gioia, va detto. Però sappi che per una persona che l'ha fatta, se riesci a arrivare in nazionale, è una delle esperienze più belle che ti cambieranno la vita. Col lavoro però sai che devi già dichiarare il forse ho le ferie in quella settimana lì. Questa è una cosa che va detta. Beh, io direi che ci vediamo sicuramente in regionale. E amici di Ferro Team, io con Miss Una Ragazza per il Cinema direi che ho concluso, quindi ora direi che non ci resta nessun altro che Max da intervistare. A tra pochissimo. Grazie. E amici di Ferro Team, siamo qui anche con Max, l'ideatore, il creatore ormai di questo splendido concorso che vanta tantissimi anni di storia alle spalle, e tu sei attualmente l'ultimo papà che l'ha acquisito e lo stai portando con molto onore, va detto, lo stai trattando veramente bene. Sì, me lo coccolo. Te lo coccoli bene, hai delle ragazze stupende, poche ma buone, belle ragazze di buona presenza scenica, comunque quasi tutte possiamo dire che sono anche molto interessate al cinema, al teatro, hanno una buona dizione, quindi vengono anche scelte prima della tappa in un modo consapevole. Questa è una cosa che comunque si vede ed è molto bella. Sì, è vero, sono belle ragazze, sono gentili, che è la cosa più bella che può essere, ascoltano. È difficile trovarle, però si trovano. È difficile trovarle, però si trovano, questo è vero. Però tu hai anche conciliato non solo Miss, che è appunto l'altro concorso che concilia le over, silver e gold, e ne abbiamo anche in un'altra categoria che però stasera non era presente, quindi sei riuscito a creare in un concorso 3 concorsi in uno per riuscire a fare un tutto tondo questa sera. E infatti abbiamo avuto ben 3 coroncinate. Quanto è stato difficile tutto questo, Max? Beh, diccelo. Posso dire la verità, è per la prima volta, mi è successo la prima volta in tutte le serate che ho dovuto richiamare dentro le 2 categorie per tutti i pari merito che c'erano, sia Una Ragazza per il Cinema che Non Solo Miss. Poi, se vuoi sapere, il concorso Non Solo Miss mi è nato di notte. Di notte, così era un pensiero a luna di notte. Sì, diciamo di sì. Avevo la voglia di fare questo concorso per le Non Solo Miss. Io non le chiamo Non Solo Miss. Ci sta. Per me sono tutte ragazze, anche le Non Solo Miss sono ragazze. E di notte mi è uscito fuori questo nome e da lì siamo partiti. E da lì è partito anche questo bellissimo viaggio. Adesso ti manca l'ultima tappa appunto per la regionale di Una Ragazza per il Cinema e poi invece la finalissima di Non Solo Miss. Esatto, penso che la faremo i primi di agosto. Adesso guarda, questa sera proprio ne parleremo. Questa sera già avremo qualcosina da poter sapere anche noi amici di Ferro Team. Tra l'altro stasera serata riuscitissima, però dobbiamo dirlo, questo microfono non sa da fare, oh. Siamo impazziti, la nostra povera presentatrice è diventata matta, poverina. Avrà fatto quanti cambi microfoni hai fatto in una sera?
Grazie. Più che in una vita intera di presentazioni probabilmente. Sì, una cosa pazzesca, credo di averne cambiati 3 o 4 e credo di avere palesemente minacciato di morte il fonico. Però possiamo dire che c'era il sindaco presente che ha visto la situazione, quindi al massimo se succede qualcosa al fonico aveva più che testimoni che aveva ragione, cioè che era legittima difesa, non mi mandava in prigione, era no, quindi avevo già le mie difesa. attenuanti, vero? Però va detto che questa sera è stata anche molto difficile, che sono state in giuria, erano, Max, troppo belle, cioè devi darci anche qualcuna di un altro livello, perché sennò vedi, ci abbiamo dovuto richiamare per i pari meriti, io- lascio delle rare volte questa cosa. Giulia, ti confermo e ti ripeto, per me questa è stata, di tutti questi anni che io sto facendo i concorsi, che ormai sono parecchi, è la prima volta che io richiamo dentro veramente la categoria Una ragazza per il cinema e le non solo Miss. È stata proprio la prima volta che le ho richiamate all'interno della giuria, fatte sfilare davanti ai giurati. Giuro che è stata una soddisfazione, perché vuol dire che il livello delle ragazze e non solo Miss erano veramente era alto, bisogna dire che era veramente alto. Infatti io e alcuni giurati hanno deciso che o andiamo a Lourdes, sentiamo un chirurgo estetico, così giusto per capire un attimino anche noi come arrivarci a quell'età in quel modo, perché comunque va detto, cioè non solo Miss ma alcune sembravano Miss. Sì, bisogna dirlo. Dispiace, Pazzesche. come sempre dispiace, perché tante donne meritavano anche loro la fascia come le ragazze, però purtroppo sì, lo però sappiamo noi tutti. ricordiamo che non è che finisce qui per sempre. No, il prossimo anno ricominciamo, e chi non l'ha presa quest'anno magari può prenderla il prossimo anno, perché quelli che hanno partecipato quest'anno magari non ci sono, e quindi l'occasione c'è sempre per tutti, anche perché appunto come ho detto stasera era particolarmente difficile, si sono distanziate di pochi punti quasi tutte. Guardando il punteggio finale si parlerà di 2-3 punti di differenza, no? Sì, non è stata una cosa super esagerata, però io direi, Max, che abbiamo fatto una certa ora, anche perché secondo me al lago tra un po' ci cacciano, soprattutto Fabrizio secondo me ci smonta la moquette, i banner, tutto quanto. Se Fabrizio mi smonta la moquette io sarei felicissimo. Io direi che amici di Ferro Team, da tutto lo staff qua vi diamo la buonanotte e ci vediamo alla finale regionale. Un bacio! Grazie, arrivederci. Grazie.